Io vorrei ringraziare l'ULSS, a 9 di Treviso, la casa di il riposo per il comunicatore o puntatore ottico. Si tratta di uno strumento che consente a Paolo di poter comunicare anche con delle persone che non sono fisicamente nella sua stanza, di navigare su internet, mandare mail, informarsi, chattare. Insomma, uno strumento tecnologico che consentirà a lui, bloccato da anni in un letto dalla SLA, sclerosi laterale amiotrofica e ospite dalla casa di soggiorno Villa Le Magnoli a Monastier, di esprimersi grazie al solo movimento degli occhi, migliorando così la propria qualità di vita. Paolo ricorda inoltre il testamento biologico, la sua battaglia per modificare la legge sulla dignità del fine vita. La legge che è stata approvata al Senato va in un'altra direzione che la nostra volontà non conta nulla, la vita è un bene più prezioso e dobbiamo combattere che possiamo essere noi a decidere della nostra vita. Prima di uscire dalla sua stanza, Paolo ci ricorda con un filo di voce che anche lui tra qualche giorno potrà votare. È stata infatti approvata 3 settimane fa in Parlamento la legge che dà la possibilità ai malati intrasportabili di poter esercitare il proprio diritto di voto. In extremis, e questa è soprattutto una battaglia che rivendico come radicale, è stata approvata una legge che consente il voto ai malati intrasportabili che altrimenti ne sarebbero stati privati. Quindi penso che tutto il Paese, da destra a sinistra, non possa che gioire che alcune persone possano esercitare un loro diritto, che è quello di voto.